Nei guai un noto imprenditore agrigentino indagato per tangenti. Un empedoclino arrestato dai carabinieri per resistenza. Arresti nel Messinese per una rapina in ospedale. Prima riunione di giunta del governo Schifani. La bretella per la 640 sommersa dall'acqua. Ad Agrigento oggi e domani congresso regionale di pediatria e neonatologia. Buongiorno da TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, tangenti per ottenere le autorizzazioni. Indagato un noto imprenditore agrigentino. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Avrebbe aiutato un imprenditore del settore dei rifiuti ad avere in tempi rapidi le autorizzazioni ambientali. Dopo l'inchiesta sulla corruzione scattata la scorsa settimana al Dipartimento regionale di protezione civile, ne arriva un'altra avviata dalla Guardia di Finanza con un faro acceso sull'assessorato regionale dell'energia della regione siciliana. Infatti i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno eseguito un'ordinanza nei confronti di due indagati, Marcello Asciutto, di 60 anni, originario di Monreale, all'epoca funzionario del Dipartimento Acqua e Rifiuti, attualmente all'assessorato agricoltura, e l'imprenditore agrigentino Sergio Vella, di 53 anni. Per il dipendente pubblico il GIP ha disposto l'obbligo di dimora, mentre per l'imprenditore il divieto di esercitare l'attività d'impresa per un anno. Secondo l'accusa della Guardia di Finanza sostenuta dalla Procura di Palermo, in cambio delle autorizzazioni ambientali avute in tempi celeri, l'imprenditore agrigentino avrebbe investito direttamente o tramite familiari o a imprese a lui riconducibili circa 1 milione di euro in due società di Milano, impegnate in attività di trading finanziario amministrate dal figlio del pubblico funzionario. Dalle indagini sarebbe emerso che l'imprenditore avrebbe cercato altri investitori con grosse disponibilità finanziarie per ampliare il portafoglio clienti delle società di investimento e garantire quindi alle stesse una maggiore visibilità, una crescita significativa dei capitali investiti, consentendo al figlio del pubblico funzionario di ottenere rilevanti compensi dalla sua attività di amministratore. Arresto dei carabinieri a Porto Empedocle per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno proceduto all'arresto, queste le iniziali LGF, di anni 60, un pregiudicato residente a Porto Empedocle perché ritenuto responsabile di resistenza a lesioni a pubblico ufficiale. In particolare nella serata di martedì scorso la pattuglia della locale stazione empedoclina interveniva a seguito di una lite in famiglia nel corso della quale l'uomo, che non abita più nella casa coniugale, stava aggredendo la propria figlia maggiorenne nei pressi del portone d'ingresso senza riuscire a procurargli lesioni grazie al pronto intervento della pattuglia. Tuttavia, alla vista dei militari operanti avvicinatisi nel tentativo di tranquillizzarlo, l'uomo aggrediva anche questi ultimi, cagionando lievi lesioni a un carabiniere, che venivano medicate da personale del 118 intervenuto immediatamente sul posto. Condotto in caserma, espletate le formalità di rito, il soggetto veniva posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Presso il Tribunale di Agrigento ieri si è tenuta l'udienza di convalida, nel corso del quale l'arrestato veniva convalidato e l'uomo veniva sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 2 giorni la settimana. Il successivo giudizio merito servirà a vagliare le responsabilità dell'uomo relativamente alla vicenda, le quali non sono ancora definitivamente accertate. E ancora cronaca, per una rapina in ospedale la polizia ha effettuato alcuni arresti a Sant'Agata Militello nel Messinese.
3 persone sono state arrestate dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant'Agata al Militello e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canicattì, perché ritenute gravemente indiziate del delitto di tentata rapina aggravata. Gli indagati sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare e posti agli arresti domiciliari. Si tratta di un uomo e di 2 donne, tutti originari di Canicattì. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della Procura di Patti. L'attività investigativa ha permesso di risalire agli autori di un tentativo di rapina perpetrato il 28 aprile 2021 presso l'ospedale di Sant'Agata Militello. In quell'occasione le 2 donne, oggi sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, avevano tentato di impossessarsi di numerosi monili in oro, collanine, bracciali, anelli e di denaro contante per un valore complessivo di oltre 10.000 euro, collocati per devozione all'interno di una teca di una statua della Madonna posta all'interno del reparto di ostetricia e ginecologia del nosocomio di Sant'Agata Militello. I monili in oro e il denaro erano stati collocati sulla statua sacra nel corso del tempo, ad opera dei degenti e dei loro familiari, a titolo di devozione religiosa. Le 2 donne, travisate con parrucche, copricapo e mascherine di protezione, avevano fatto ingresso nel reparto e una volta individuata la teca avevano puntato una pistola giocattolo modificata ad un'operatrice sanitaria, ingiungendole di aprire la teca, e una volta che questa aveva tentato di reagire, la strattonavano violentemente per i capelli. Soltanto la ferma reazione della sanitaria aveva fatto desistere dall'intento le 2 donne, che si davano rapidamente alla fuga utilizzando un'autovettura in precedenza presa a noleggio. Secondo quanto emerso dalle indagini, le 2 donne avrebbero beneficiato della complicità di un operatore sanitario in servizio presso lo stesso nosocomio, il quale aveva svolto il ruolo e di informatore e di cosiddetto palo. L'inchiesta si è sviluppata per circa 4 mesi, concretizzandosi nell'ascolto di numerosi testimoni, nell'analisi di immagini di sistemi di videosorveglianza, di tracciati satellitali GPS, di movimentazione bancaria su carte di credito e in ricognizione fotografiche, permettendo infine di risalire agli autori del grave atto sacrilego. Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e per gli indagati vige il principio di non colpevolezza fino a eventuale sentenza di condanna passata in giudicato. La bretella che da Agrigento immette sulla 640 trasformata in un lago. Malgrado i vertici sulla sicurezza stradale, la situazione permane grave. Vediamo. Servono interventi minimi per creare sicurezza sulle strade. Un messaggio chiaro, quello del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, rivolto appena qualche giorno fa a chi ha il dovere di intervenire per creare le condizioni di sicurezza sulle strade della provincia agrigentina. Ricordiamo che al vertice in prefettura, del quale abbiamo dato ampio spazio nei nostri telegiornali, era presente anche l'ANAS. Ed è proprio l'ANAS che viene chiamata in causa e sollecitata ancora una volta per creare condizioni accettabili sulle arterie di propria competenza. Oggi ci occupiamo della bretella che dalla statale 118 immette sulla 640 in prossimità dell'autovelox. La pioggia ha creato un lago e per alcuni giorni nessuno ha sentito il dovere di muovere un dito. Ieri, dopo l'intervento dei carabinieri che in mattinata hanno vigilato la zona per evitare incidenti, sono stati collocati dei segnali che di fatto servono a restringere la carreggiata, ma il lago rimane e in caso di altra pioggia renderebbe praticamente quasi impossibile transitare. Dal vertice in prefettura, insomma, alla situazione di assoluta precarietà su un tratto tra l'altro ammodernato. Non sappiamo come intenda muoversi l'ANAS, certo facendo riferimento al monito del prefetto Maria Rita Cocciufa, occorre muoversi in fretta per creare la sicurezza che nel nostro caso non esiste perché non si interviene ancora, neppure minimamente. Veniamo alla politica, prima riunione di giunta del governo Schifani. Arturo Cantella. La prima giornata di governo si è concentrata sull'ordinaria amministrazione.
A essere approvati sono stati alcuni debiti fuori bilancio, il riconoscimento dello stato di calamità per la provincia di Caltanissetta e di Catania per la siccità. Il governo regionale, ha affermato l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino, è stato attento alle emergenze del territorio, volendo dare risposte immediate soprattutto alla categoria come quella degli agricoltori, quest'anno particolarmente colpita dalle scarse piogge nelle aree di Caltanissetta e di Catania. Il vicepresidente della regione è volato poi a Roma per la conferenza Stato-Regioni e farà uno degli uomini in pressing sul governo nazionale. Il filo è stato interrotto con la fine dei due precedenti esecutivi, Draghi nazionale e Musumeci regionale, e non può prescindere da alcuni dei più importanti dossier. Tra questi anche quello sulla revisione dello spalma disavanzo dopo i rilievi posti in essere dalla Corte dei Conti. In giunta è intervenuto anche il nuovo assessore regionale all'economia Marco Falcone, affermando come pochi soldi in cassa e senza approvazione del rendiconto non si canta messa. L'assessore e neoassessore regionale all'economia Falcone è al lavoro per aggredire il problema in tempi brevi. Nell'arco di 2 settimane saranno infatti stilate la bozza di bilancio sia il documento della finanza regionale, in pratica immediatamente dopo il giudizio di parifica sul rendiconto 2020 da parte della Corte dei Conti, previsto per il prossimo 3 dicembre con pre-parifica il 21 novembre. Bisogna rispondere alle esigenze dei cittadini. Procederemo con il riallineamento dei conti per creare poi lo sviluppo che ci viene chiesto dall'isola. Questo è il commento del neoassessore Falcone, che aggiunge: sono fiducioso. Giovedì prossimo andrà quindi in giunta il riaccertamento definitivo dei residui della regione, propedeutico quindi all'approvazione del rendiconto 2021. Poi la parola tornerà all'Assemblea regionale siciliana per il voto su quanto sopra esposto. Congresso regionale di pediatria e neonatologia ad Agrigento, dedicato alla memoria del professor Giovanni Battista Paino. Oggi ad Agrigento congresso regionale di pediatria e neonatologia, ecco un momento importante di confronto, di riflessione ma anche di organizzazione futura dopo il Covid. Ecco come si affronta questo nuovo periodo, professore? Sì, il periodo del Covid è stato un periodo difficile per i bambini, ancor più forse per gli adulti. È stato un periodo di confinamento, un periodo in cui le relazioni sociali e umane sono state contingentate e per i bambini la relazione non è un fatto opzionale, è fondamentale per i loro bisogni, le loro esigenze di crescita e di sviluppo. E quindi abbiamo avuto bambini con maggiore difficoltà, con problemi anche psicologici, quindi dobbiamo recuperare i bambini a un'atmosfera, una qualità della vita più serena e questo è il momento in cui noi dobbiamo anche riorganizzarci come pediatri, sia nel territorio che in ospedale, per far fronte all'emergenza e urgenza, ma anche per far fronte ai bisogni di prevenzione, che sono decisivi, perché fare prevenzione delle malattie in un bambino significa garantire la salute anche nell'adulto. Pensiamo agli stili di vita, alla lotta contro l'obesità, ma anche contro le carenze nutrizionali. Pensiamo ai bambini più fragili, con malattie croniche, complesse e rare, che devono essere assistiti garantendo il meglio delle possibili opzioni diagnostiche e terapeutiche, in tutti i contesti, quindi non solo nelle regioni del nord, ma anche nelle regioni del sud. Quindi una riorganizzazione necessaria della pediatria e della neonatologia che ha bisogno dell'apporto e dell'intervento dei pediatri. Quindi in tutte le regioni la Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Neonatologia promuove incontri che hanno non solo il compito di favorire l'aggiornamento professionale e di comunicare gli avanzamenti in termini di ricerca e anche tecnologici, ma anche discutere su come garantire al meglio il diritto dei bambini a essere curato, a promuovere la sua salute. Ecco, avete scelto Agrigento con un programma ricco e intenso, oggi qui all'Hotel della Valle con addirittura 2 sessioni, poi si continuerà nel pomeriggio presso il Museo di Agrigento. Sì,
e anche domani, dove ci sarà una tavola rotonda conclusiva su temi centrali come la denatalità, le disuguaglianze, il rapporto tra la salute del bambino e la qualità dell'ambiente, perché la pediatria è una disciplina medica ma è anche una disciplina sociale, in cui i contenuti della prevenzione devono fondersi, devono saldarsi con i contenuti della tutela dei diritti dei bambini più deboli e più fragili, compresi quelli dei bambini migranti, che sono spesso una realtà emarginata e che invece vanno tutelati come i bambini residenti con gli stessi diritti. Un convegno dedicato a un collega, professor Giovanni Paino. Sì, è un convegno che è dedicato alla memoria del professore Giovanni Paino, che è scomparso alcuni mesi fa ed era il presidente della sezione regionale della Società Italiana di Pediatria, e quindi è un modo anche per ricordare la sua esperienza di uomo, di medico, di pediatra, di ricercatore, di professionista, perché anche ricordare le persone che hanno impiegato, offerto la loro vita e il loro lavoro per migliorare la salute dei bambini, anche questo esempio è un esempio da ricordare, da mostrare soprattutto ai più giovani, perché diventa un modello di esperienza. Professore Gramaglia, oggi un interessante convegno qui di neonatologia e pediatria, una 2 giorni intensa, un momento di confronto ma anche di progettualità futura, considerando anche il post-Covid. Ecco, lei gestisce il reparto pediatria ad Agrigento, e con una panoramica sulla problematica. Ma diciamo che è un onore per me di Agrigento organizzare questo convegno della Società Italiana di Pediatria e della Società Italiana di Neonatologia regionale, entrambe presiedute dal professore Falsaperla e dal dottore Mimmo Cipolla. Un incarico che mi è stato dato un anno or sono a Taormina e che devo dire ho portato a termine, e spero che avere un grande successo, sia come crescita culturale da un punto di vista pediatrico, ma anche come organizzazione per quanto riguarda gli ospiti. Prevedo più di 100 persone che, tra specializzanti, tra relatori, moderatori, tutti che sono venuti ad Agrigento con entusiasmo e che porteranno avanti dei messaggi che poi di crescita anche pediatrica all'esterno. Per quanto concerne le tematiche, ci sono delle tematiche che vanno dall'emergenza pediatrica all'emergenza neonatologica, per esempio per quanto riguarda il post-Covid avremo dei relatori di malattie infettive, e per quanto riguarda invece il problema più esaustivo e che sarà affrontato nel pomeriggio di oggi anche al Museo di Griffo, ci sarà la tematica che metterà a confronto la salute dei bambini e l'ambiente, quindi molta carne a fuoco. Speriamo di avere un grande successo, soprattutto testimoniato da relatori di grossa fama regionale ma anche nazionale. Ecco, una situazione, un po' un focus sulla situazione pediatrica ad Agrigento, considerando che lei è il primario della unità operativa di pediatria. Diciamo che in questo momento ci confrontiamo con le risorse umane e tecnologiche, siamo abbastanza soddisfatti ma vogliamo una crescita ancora maggiore, anche perché ci sono delle tematiche che dobbiamo affrontare soprattutto nel campo diabetologico ma anche nel campo gastroenterologico, che sono degli obiettivi per evitare di portare la gente a viaggiare ancora in altri centri siciliani, per quanto riguarda per esempio il problema gastroenterologico, per quanto riguarda l'impianto dei microinfusori. Speriamo che con l'anno nuovo, anche perché l'azienda sollecita questa problematica per quanto concerne l'impianto dei microinfusori nei bambini diabetici, possa realizzarsi nel più breve tempo possibile. Parliamo di questa iniziativa che vede a confronto tantissimi esperti, professori, docenti del mondo della neonatologia e pediatria qui ad Agrigento, una 2 giorni intensa dove si discute anche del passato ma anche una prospettiva futura, considerando l'epidemia che c'è stata e che ha interessato un po' tutti, in particolare anche i bambini. Sì, oggi il mondo della pediatria e della neonatologia siciliana è qui riunita, tutti i professionisti di eccellenza in Sicilia sono qui, sono relatori di tante relazioni importanti dell'area dell'emergenza, dell'area delle specialistiche pediatriche e neonatologiche, ed è un momento di incontro importante per un confronto, per una ripartenza dopo la pandemia Covid con le patologie che sono quelle più comuni e che bisogna assolutamente sempre attenzionare.
Ecco, qual è la particolare emergenza oggi che riguarda i bambini? E dopo il Covid abbiamo avuto in questi 2 anni si erano sopite alcune patologie infettive come l'influenza, come il virus respiratorio sinciziale che provoca le bronchioliti, quindi ci aspettiamo una ripresa di queste patologie e c'è stato anche un aumento degli aspetti neurologici e psichiatrici che sono dovuti probabilmente a questo isolamento di questi anni, e nei bambini vediamo spesso sia situazioni psichiatriche in età adolescenziale che aumento delle convulsioni febbrili o convulsioni in generale, quindi c'è tutta un'attenzione particolare su questi temi soprattutto. Sono stati completati dal Genio Civile di Agrigento i lavori di sistemazione idraulica sul fiume Ipsas. Vediamo. Sono stati completati i lavori di sistemazione idraulica del tratto del fiume Ipsas che lambisce il centro abitato di Grotte, realizzati dal Genio Civile di Agrigento grazie alle risorse stanziate dal governo regionale a seguito della segnalazione fatta dal sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza. In particolare i lavori che hanno impegnato risorse finanziate dal governo regionale per un importo complessivo di 300.000 euro hanno interessato il ripristino di alcuni tratti delle sponde oggetto di erosione, la rimozione della vegetazione e dei detriti in alveo che ostacolavano il normale flusso delle acque, il ripristino della sezione idraulica, la realizzazione di una serie di gabbionate nei tratti in cui l'erosione delle acque rischiava di provocare frane che avrebbero potuto coinvolgere i fabbricati della porzione del centro abitato del corso d'acqua. Siamo orgogliosi, afferma il capo del Genio Civile Rino Lamendola, di continuare ad alimentare la campagna di riduzione del rischio idrogeologico del nostro territorio, già avviata dal precedente governo Musumeci e rilanciata sin dalle prime battute dal nuovo governo Schifani. Nel corso degli ultimi 2 anni, continua Lamendola, abbiamo realizzato ben 36 interventi di manutenzione di altrettanti corsi d'acqua che attraversano il nostro territorio provinciale. Nonostante le competenze, siamo adesso transitati all'autorità di bacino, conclude Lamendola, ove necessitano siamo pronti a continuare a eseguire lavori di manutenzione del reticolo idrografico provinciale, supportando così le attività della suddetta competente autorità. I lavori sono stati eseguiti dalla LR Costruzioni di Barcellona Pozzo di Colto, risultata aggiudicataria della gara con procedura aperta. Lo staff del Genio Civile ha curato la progettazione e l'esecuzione dei lavori, composto in particolare dal RUP Alfonso Miccichea, a supporto Salvatore Alessi e i progettisti Pituzzella e Failla. Gli ingegneri di Messina non ci stanno alle modifiche del super bonus. Andare a cambiare, andare a modificare una procedura entro 15 giorni, cioè la cosa che più è saltata agli occhi e che noi contestiamo è che ci sono, oggi almeno, ci sono 10 giorni, cioè entro il 25, entro la prossima settimana, sarebbe necessario che tutti i condomini che hanno in cantiere, che hanno previsto, che hanno deliberato le procedure per accedere al superbonus, e quindi superbonus non significa solo denaro, significa mettere in sicurezza gli edifici, privilegiare il risparmio energetico, quindi mettendo i condomini in una condizione di riqualificazione energetica dell'intero immobile. Significa anche, il superbonus significa anche mettere in sicurezza gli edifici. Ricordiamoci che c'è la parte che proprio è relativa alla messa in sicurezza sismica dell'edificio. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni che oggi potrebbero venire a mancare. Chi, specie nei condomini, aveva deciso di deliberare di accedere a questo beneficio ha oggi 10 giorni di tempo per chiudere tutte le pratiche, per avviare la procedura della CIRAS, che sarebbe la comunicazione inizio lavori, al comune, e quindi chiudere con delibere che spesso sono anche complesse una procedura che si era messo in cantiere, almeno doveva durare fino al 2023. Non vogliamo farla durare al 2023, chiudiamola, ma chiudiamola a dicembre 2022, ma non in 10 giorni. Cioè siamo a una situazione veramente di
perdonatemi e consentitemi anche un termine proprio di uno stato di polizia su una misura che invece sta aprendo prospettive di lavoro non solo per chi è interessato al settore, professionisti, imprese, operai, ma anche per mettere in sicurezza, lo ripeto, un patrimonio edilizio che, specie a Messina, noi vediamo quanto è degradato e quanto ha bisogno di essere messo in sicurezza. Cioè non si capisce questo carico di tensione su una misura che è economicamente indispensabile e da un punto di vista ambientale e di sicurezza del territorio forse lo è ancora di più. Premio Dona Maiora, la consegna al Museo Archeologico di Agrigento. Giuseppe Moscato. Il Museo Archeologico di Agrigento ha ospitato la prima edizione del premio Dona Maiora, promosso dalla sezione agrigentina dell'UNUCI, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia. Il premio, denominato Dona Maiora, si ispira alle ricompense militari dell'antica Roma che venivano assegnate ai soldati o ufficiali valorosi. Il premio, consistente in una medaglia d'argento, è stato assegnato al personale appartenente ai corpi armati dello Stato, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, che nel corso dell'anno si è distinto per professionalità, attaccamento al corpo di appartenenza, encomiabile impegno e sprezzo del pericolo. Presenti il prefetto di Agrigento Cocciufa e i comandanti provinciali delle varie forze di polizia e forze armate. Ecco nel particolare i premiati. Per il comando dei Vigili del Fuoco il caporeparto Salvatore Salamone, il vice coordinatore Giuseppe Caruana, il vigile coordinatore Maurizio Moscato, il vigile esperto Vittorio Pisano e il vigile Salvatore Cacioppo. Per la Polizia Penitenziaria l'ispettore superiore Giuseppe Croce. Per la Polizia di Stato il vice questore aggiunto Giovanni Minardi. Per la Guardia di Finanza l'appuntato scelto Filippo Ruggeri, per il Comando Provinciale dei Carabinieri il Brigadiere Gianluca Pellegrino, per la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle il Luogotenente Giovanni Tortorici, il secondo capo Alfonso Gangarossa, il sottocapo di prima classe scelto Davide Angileri, il sottocapo scelto Giuseppe Alaimo, il sottocapo scelto Andrea Ragusa. Un premio particolare è stato assegnato anche all'esercito italiano, al 46° Reggimento Trasmissioni di Palermo. Una serata che è stata anche allietata dagli interventi artistici degli apprezzati soprano Giovanna Vullo e dal pianista maestro Salvatore Galante. Nuovo libro del tifoso scrittore Basilio Borgo, che si avvicina alla meta dei 100 libri. Il numero 65 è dedicato all'artista agrigentino Mario D'Alessandro, che negli anni 70 ha ideato il famoso locale Waddan al Viale della Vittoria.
Relatore il giornalista Enzo Nocera. Basilio Borgo, come al solito, ha voluto presenti all'evento gli amici più stretti che si sono ritrovati al Bar dei Fiori del villaggio Mosè. Ricordato con un minuto di raccoglimento Alessandro Parisi, scomparso recentemente. Pausa per la pubblicità, a tra poco. Metodo Montessori in una scuola di Alcamo. Vediamo. È una scuola molto sensibile alle esigenze dei ragazzi, all'innovazione didattica, all'ambiente, alla ricerca. Stiamo lanciando la prospettiva, la speranza di questa scuola di aprire delle classi proprio Montessori, a metodo Montessori, con insegnanti montessorianamente formate e quindi far ripartire anche in Sicilia questo metodo, che è un'eccellenza italiana in tutto il mondo, con dei materiali di sviluppo in cui i bambini lavorano e si autocorreggono molto da soli, con l'insegnante naturalmente presente. È un metodo che normalmente porta i bambini molto avanti anche nelle materie scientifiche e così via. La conferma della disponibilità piena dell'amministrazione a collaborare per tutte le attività che si faranno nel corso degli anni. È un segno dell'importante funzione educativa che la scuola ha anche presidiando i territori. Iniziano oggi, stiamo presentando un progetto che è già iniziato con gli alunni e durerà per tutto l'anno scolastico. La nostra Casa Gaia si sta realizzando nella scuola primaria Montessori e si ispira all'educazione cosmica di Maria Montessori. Ha permesso di superare quella competitività che di solito caratterizza le attività didattiche e di sperimentare una vera e propria società per coesione, quella che Maria Montessori si auspicava. Un'idea progettuale che sia io sia il collega Sibilla avevamo in testa. Ci siamo trovati subito in sintonia. I miei studenti, chiaramente sempre con il supporto dei docenti, propongono ai bambini della scuola elementare e anche del gruppo della scuola primaria dei bambini che seguono la scuola montessoriana. Vanno a fare lezione quasi tutti del triennio dell'istituto tecnico turistico, lezioni di francese e di spagnolo. Progetto quello scientifico che stiamo tenendo con i bambini. Lì si tratta di approfondire alcune tematiche sulla cellula. Abbiamo dei laboratori di chimica. I bambini hanno fatto questa attività esperienziale in laboratorio, guidati sempre dai loro compagni più grandi. Si tratta quindi di una vera e propria peer education, poi grazie chiaramente anche ai nostri docenti che sono stati ben lieti di portare avanti questo progetto, che continuerà perché abbiamo intenzione di attivare altri laboratori da fare nella nostra scuola per far conoscere anche quello che la nostra scuola può offrire per il territorio. La figura di Maria Montessori non solo dà l'identità alla nostra scuola, che appartiene al passato, ma che ancora si presta ad affrontare tematiche, questioni scolastiche, culturali, sociali, contemporanee, perché se noi analizziamo la figura di Maria Montessori ci leggiamo dentro tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030. Da quello che mi risulta, qui nella provincia di Trapani attualmente c'è solo una scuola montessoriana e l'auspicio che noi ci poniamo è che queste realtà, così come nelle altre regioni italiane, possano crescere anche qui, insomma incrementarsi, per cui l'obiettivo che noi ci poniamo è quello di ispirarci. Se poi concretamente diventiamo scuola montessoriana, tanto meglio. La sanità in provincia di Agrigento, gli aggiornamenti con il commissario dell'ASP Mario Zappia. Allora, a metà novembre la situazione della pandemia nella nostra provincia ricalca un po', migliorando quelli che sono state le ultime settimane, perché abbiamo solo 5 malati in medicina Covid a Ribera e nessuno in rianimazione. Anche per quanto riguarda i tamponi la situazione è un po' come prima, il 25% dei tamponi fatti, circa 830 su 3003, sono positivi, mentre invece i vaccini fanno sempre piangere, con 584 vaccini a settimana. Ovviamente sono numeri, come abbiamo detto, sempre risibili. Io però vi porto un'esperienza personale che era di ieri, giovedì, oggi ne abbiamo 18, ieri 17 novembre,
Sono stato a Palermo ovviamente per problemi di nostri agrigentini, per l'ospedale Ribera e per l'ospedale di Licata, e passando davanti il policlinico dove ci sono i tamponi ho rivisto la fila per i tamponi, quindi questo un pochino mi fa pensare, ma se avete seguito le notizie sul Covid, abbiamo alcune province della nostra regione che sono ripartite e sono un po' allarmanti per quanto riguarda la risalita del Covid. Ovviamente questo ci fa sempre riflettere sul fatto che il Covid non è andato via per decreto, ancora ce l'abbiamo fra di noi e dobbiamo solo essere prudenti. I dati dell'ospedale sono buoni, i dati epidemiologici ti dicono sempre che la prudenza non è mai troppa. Completo questa parentesi del Covid per dirvi che ieri sono stato in pneumologia perché stiamo riaprendo. Abbiamo avuto una pausa durante il periodo delle elezioni e soprattutto adesso da pochi giorni abbiamo il nuovo assessore, la nuova assessore che è la dottoressa Volo, Giovanna Volo, è un'igienista, una competente nel settore, sa il proprio mestiere. Ieri ci siamo salutati, ovviamente speriamo che riesca anche a mettere la giusta attenzione nei confronti di una provincia come Agrigento che è la quarta della Sicilia. Di sicuro un'attenzione particolare nei nostri confronti ce l'ha l'Università di Palermo, la quale università, e ringrazio il rettore per questo, il professor Midiri, continua sempre a essere ben disposta nei nostri confronti, per cui ci hanno dato la via anche per la pneumologia, come sapevate, però poi tra governo nuovo e nuovo rettore poi bisognava fare in modo che le due cose coincidessero. Quindi adesso accelereremo anche i concorsi per la pneumologia, perché la pneumologia di Ribera ovviamente non è una peculiarità di Ribera, ma è una branca che manca in tutta la provincia, quindi ci arricchiamo di una nuova branca. Per Licata invece stiamo lavorando per quanto riguarda la chirurgia vertebrale, di cui vi dicevo, anche questa ha subito uno stop, va ripresa per i motivi che ho detto prima, va ripresa e rimessa a disposizione di tutta la provincia, perché anche questa branca, questa specialità mancava. In questa settimana ad Agrigento e a Canicattì noi abbiamo due convegni importantissimi: Made in Imaging, che è medicina interna e radiologia, cioè la radiologia clinica, e con la radiologia interventistica, con la radiomica, con tutte quelle nuove possibilità diagnostico-terapeutiche che si hanno. I nostri esperti, assieme a tutti esperti nazionali e del resto della Sicilia, si stanno incontrando a Canicattì, e invece ad Agrigento abbiamo oggi e domani il congresso regionale della pediatria e della neonatologia. Quindi sono momenti importanti anche per la nostra sanità, perché si rimette in circolo un po' il confronto, il pensiero scientifico, la pratica clinica, le best practice, tutte quelle cose che servono per crescere e fare in modo che la nostra sanità migliori ulteriormente. Questa settimana, il 25 novembre, quindi la successiva, avremo la giornata di violenza delle donne, e quindi per tutta la settimana, a partire da lunedì, ci saranno una serie di iniziative, perché noi, sapete, facciamo parte del circuito dei bollini rosa, e quindi dovremmo amplificare, fare in modo che si sviluppino quei percorsi dedicati non solo per la violenza, ma anche quei percorsi dedicati per le donne, cosa che abbiamo fatto, tant'è che ci siamo meritati 2 bollini rosa nel passato e vorremmo riconfermarli, se non migliorare. Appuntamento alla prossima settimana. I 100 anni di Salvatore Giuliano, una ricorrenza che a Montelepre si vorrebbe non ricordare. Signore e signori, ecco a voi il bandito Salvatore Giuliano, nato a Montelepre nel 1922. Uomo di mafia, pluripregiudicato, superlatitante, accusato di numerosi omicidi e rapimenti e principale indiziato per la strage di Portella della Ginestra, 11 morti e 27 feriti. Salvatore Giuliano nasce in quel di Montelepre, piccolo comune del Palermitano, esattamente 100 anni fa. A dire il vero, avrebbe spento 100 candeline lo scorso 16 novembre. King of the Bandits, così lo consacrò il giornalista Michael Stern in un articolo pubblicato dal prestigioso magazine americano Life il 23 febbraio 1948, dopo avergli fatto una intervista
in uno dei suoi nascondigli, nei pressi di Monreale, dove Turiddu, latitante, al culmine della notorietà, riceveva poi giornalisti e giornaliste, con molte delle quali si favoleggia abbia avuto anche infuocati incontri amorosi. Nel corso di questa lunga sua sequenza criminale, il re di Montelepre decide di schierarsi a favore del movimento indipendentista siciliano formatosi immediatamente dopo lo sbarco degli alleati, e il cui obiettivo era quello di fare della Sicilia il 49° stato americano, ma ben presto segue la strada dell'anticomunismo, come dichiarerà lui stesso in una lettera spedita al 33° presidente degli Stati Uniti, Truman. Insomma, un personaggio estremamente complesso, controverso, ma anche dalle amicizie pericolose in vita e dalla morte avvenuta in circostanze, secondo molti, ancora tutte da chiarire. Giuliano non è un bandito qualsiasi, per molti è una leggenda. Vende l'immagine di se stesso come quella di un moderno Robin Hood in guerra contro lo Stato, per l'indipendenza della sua terra, la Sicilia. Si serve della stampa e la stampa si serve di lui. Con Giuliano lo scoop è assicurato. Secondo le cronache ufficiali, alle prime luci dell'alba del 5 luglio 1950, il bandito Salvatore Giuliano viene trovato cadavere nel cortile di una casa nel centro storico di Castelvetrano, nel Trapanese, paese oggi noto per essere stato rifugio del grande latitante Matteo Messina Denaro. La notizia, vista la notorietà raggiunta da Turiddu, fa immediatamente il giro del mondo e suscita da subito dubbi sulla versione dei fatti comunicati dalle forze dell'ordine e riportate dagli stessi giornali. Tutta la maglietta è inzuppata di sangue e a terra quasi niente. Starà sotto. Si tratta dell'ultimo, ma più verosimilmente del penultimo atto di una vicenda ricchissima di interrogativi che vede protagonista il re di Montelepre, che nel corso della sua vita è stato definito in vari modi e del tutto contrastanti, dalla Robin Hood che ruba ai ricchi per dare ai poveri, al terrorista nero, al soldo della mafia e dei servizi segreti italiani e americani. 12 anni fa la riapertura delle indagini per omicidio e sostituzione di cadavere a seguito di un corposo dossier consegnato il 5 maggio del 2010 alla Procura di Palermo, dove si teorizza che la salma, sepolta a Montelepre immortalata nella celebre foto del 5 luglio 1950, non è quella di Giuliano. Gli autori sono lo storico siciliano Giuseppe Casarrubea e lo storico e saggista Mario José Ceraghino, che ne fanno anche un libro, La scomparsa di Salvatore Giuliano, indagine su un fantasma eccellente. La magistratura il 15 ottobre chiede la riesumazione del cadavere di Giuliano del cimitero di Montelepre per stabilire con l'esame del DNA l'identità del cadavere, che però non viene comparato con quello della madre Maria Lombardo, scomparsa nel 1971 e sepolta nella stessa cappella, che avrebbe fornito un esito sicuro al 99,9%, ma viene comparato con quello di Giuseppe Sciortino Giuliano, nipote di Turiddu, perché figlio vivente della sorella Mariannina. La consanguineità tra i due fu considerata attendibile, con una percentuale di poco superiore al 90%, e l'indagine fu così archiviata. La salma, scrissero tutti i giornali, è effettivamente quella di Salvatore Giuliano, anche se dalla misurazione delle ossa risultò che i resti appartenevano a un uomo di 1,70 m di statura, mentre il bandito Giuliano, come certificato da fonti varie, era almeno 1,80 m. A ciò va aggiunto che all'epoca del suo assassinio il corpo di Giuliano, incredibilmente, non fu mai identificato dai parenti. I carabinieri infatti portarono la salma all'obitorio e convocarono la madre e la sorella per il riconoscimento di rito. Le due donne però svennero nel corridoio e non videro mai il cadavere. Ed ancora il 18 giugno 1950 il quotidiano americano Chicago Daily Tribune pubblicava un articolo in cui si affermava che Salvatore Giuliano, il re dei banditi siciliani, autore di più di 400 omicidi tra il 1943 e il 1950, si trova sano e salvo in America, Boston, in compagnia del cognato Pasquale Sciortino, bandito anche lui. Ed in effetti Sciortino fu arrestato nel 1952 e poi estradato in Italia. Sul caso Giuliano rimane un'unica certezza. Di sicuro c'è solo che è morto. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.